ai titoli. A Catania incidente sul lavoro, muore schiacciato dal muletto mentre lavorava per un'azienda di logistica alla zona industriale. L'operaio di 30 anni lascia 2 figli. A Palermo chiusura anticipata dei locali notturni dopo la sparatoria in via La Lumia, con il ferimento alla testa di una ragazza, e quanto stabilito in prefettura dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. A Gela lo zio mi dava dei pacchetti da portare ai suoi amici, costretto a spacciare ad appena 6 anni. Dopo la denuncia il ragazzo, oggi quindicenne, e la madre vivono sotto protezione. Tabaccaio in corso Sicilia, a Catania vittima di aggressioni e danneggiamenti. Ripresa in un video una donna che scaglia una pietra contro il distributore automatico. Al primo turno delle elezioni amministrative in Sicilia il centrodestra non conquista nessuno dei 3 capoluoghi al voto. A Messina vince De Luca, a Enna Crisafulli, mentre ad Agrigento sarà ballottaggio. A Salina il Mare Festival Premio Troisi, ricordo dell'attore napoletano che nell'isola aveva girato il postino. Lottare fino all'ultimo secondo, la vigilia della semifinale di ritorno al Massimino, il presidente del Catania Pelligra carica la squadra. Duro il comunicato degli ultra rossazzurri. Eccoci, buonasera. A Catania muore un operaio schiacciato dal muletto che manovrava per un'azienda di logistica nella zona industriale. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Adelaide Barbagallo. Parenti e amici, appresa la notizia, sono subito accorsi, occhi lucidi e bocche cucite. L'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita Francesco Cannone, 30 anni, padre di 2 figli, ha lasciato tutti attoniti. Il giovane lavorava da poco tempo alla SEPE, una delle più grosse aziende di logistica con sedi in Italia, a Catania nella zona industriale, nel blocco Giancata. Il giovane è stato travolto dal muletto che stava manovrando. Un ragazzo, Francesco, con tanti amici, amante dello sport, racconta con parole spezzate dal dolore il cugino. Un gran lavoratore, così giovane, anche sposato. Da piccolo io gioco a pallone. Una serie di scherzi. Da molti anni che lavorava qua? Un paio di mesi. Lavoravo in un'altra parte, un compagno l'ha chiamato e dice perché va bene a travagliare qua. E pare che ci chiamavamo, che ne so. Poche parole anche da parte della zia. Non si sa niente. Un grande lavoratore, immagino. Sì. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio. I sanitari del 118 accorsi sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Nella ditta di trasporti sono intervenuti anche gli agenti e la squadra volanti del commissariato di Librino e la polizia scientifica, inviati alla centrale operativa dopo la segnalazione dell'infortunio sul lavoro. Le indagini, coordinate dalla PM Valentina Antoniuccio e dal procuratore aggiunto Fabio Scavone, sono state affidate al personale dello Spresal dell'ASP di Catania. L'autopsia sarà effettuata nei prossimi giorni su disposizione della Procura etnea. A Palermo è stretta sugli orari per i locali della Movida dopo la sparatoria di via La Lumia. L'arrestato dice volevano investirmi con l'auto dopo la notte di paura in cui una ragazza è stata colpita alla testa da un proiettile. In arrivo quindi nuove regole decise in prefettura. Sentiamo Marco Gullà. Orari di chiusura anticipati per i locali a Palermo dopo l'ultimo episodio violento in via La Lumia di domenica notte, quando una ragazza di 22 anni è rimasta ferita da un colpo di pistola in pieno centro, in una delle zone rosse che da mesi sono presidiate da polizia, carabinieri e finanza. È una delle decisioni prese nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto in prefettura. Nel corso della riunione si è deciso di aumentare i sistemi di videosorveglianza nell'area urbana in stretto coordinamento con le indicazioni tecniche che saranno fornite dalle forze di polizia. Intanto prosegue una caccia di altri eventuali partecipanti alla rissa e corresponsabili dei fatti le indagini sul ferimento della 22enne, in carcere per ora con ipotesi di detenzione illegale di arma da fuoco e porto abusivo aggravato in luogo pubblico c'è Pietro Graziano di 23 anni. Il giovane interrogato dal PM ha parzialmente ammesso i fatti, sostenendo di essersi difeso, ma la sua versione non ha affatto convinto gli investigatori e gli inquirenti. Graziano ha ammesso di avere sparato, dicendo però che l'Audi Q3 su
su cui si trovava la ragazza col proprio fidanzato, avrebbe tentato di investirlo. Uno dei colpi, attutito per fortuna dalla carrozzeria dell'auto, ha colpito la giovane di striscio alla tempia destra, conficcandosi tra la cute e la teca cranica, provocando una frattura, ma per fortuna poco altro. Graziano insiste comunque nella sua versione, avrebbe fatto fuoco, cioè solo perché si sarebbe visto arrivare addosso la macchina. Costretto a spacciare a 6 anni, lo spaccato che emerge da un processo, uno spacciatore di Gela, zio del bambino. Il ragazzo, oggi 15enne, e la madre vivono in una località segreta sotto protezione. GR Italia. Volevano che i miei figli diventassero soldati dello spaccio. Parte da qui il racconto drammatico emerso davanti ai giudici del Tribunale di Gela, dove si celebra il processo a Daniele Nocera, pregiudicato accusato di aver utilizzato il nipote, all'epoca dei fatti di appena 6 anni, per consegnare droga a pusher e assuntori. A parlare in videocollegamento da una località segreta sono stati il ragazzo, oggi 15enne, e sua madre, entrambi ascoltati in modalità protetta. Mi dava delle cose avvolte nella carta stagnola da portare ai suoi amici, ha raccontato il giovane, ricordando che in quel periodo lo zio si trovava ai domiciliari. La madre ha confermato ai giudici di aver sorpreso il figlio durante uno scambio di denaro. Lo rimproverai, dice, e lo riportai subito a casa. Ma nel processo emergono anche anni di minacce e paura. Dopo la separazione dal marito, fratello dell'imputato, la donna avrebbe subito intimidazioni pesanti. Trovai proiettili davanti alla porta di casa, racconta. Una volta tentarono persino di far esplodere l'abitazione aprendo il gas. Mio figlio mi raccontò che il nonno paterno gli disse che mi avrebbero sparato, ha raccontato in aula. Il ragazzo avrebbe anche riferito di armi nascoste in un pozzo e di dosi di droga trovate vicino alla casa dei parenti paterni. Madre e figlio oggi vivono lontano dalla città, sotto protezione. Adesso a Catania abbiamo raccolto la denuncia di un tabaccaio vittima di aggressioni e danneggiamenti. Ci racconta tutto Tonino De Mana. Quando è accaduto il fatto mia figlia era presente, ha iniziato a piangere. Questo tabaccaio di Corso Sicilia vive nel terrore, ha paura per sé, per i suoi familiari e per i clienti, la cui incolumità, lo dimostrano le immagini, è veramente a rischio. In questo video, in pieno centro a Catania, una donna scaglia una grossa pietra contro il distributore automatico. Non contenta, ripete il tiro, danneggiando l'apparecchiatura. Ma non è finita. La protagonista sembra avere un conto aperto con il titolare della tabaccheria, questa volta irrompe nel negozio di giorno, scagliando una borsa sotto lo sguardo attonito dei presenti. Non so più a chi rivolgermi, spiega sfiduciato il titolare della tabaccheria. Abbiamo paura perché la zona è diventata una giungla. Abbiamo fatto 3 denunce, ma dopo un'ora era già fuori. Hanno fatto un TSO ieri mattina e ci avevano detto che comunque l'allontanavano per una settimana, ma dopo mezza giornata era nuovamente qui. Corso Sicilia e dintorni sono ormai un dormitorio a cielo aperto. In molti si ubriacano, altri bivaccano e non mancano scippi, aggressioni e danneggiamenti. Noi cittadini abbiamo fatto tante segnalazioni alle autorità, alle forze di polizia, ma come potete vedere siamo pieni di persone tossicodipendenti che dormono per strada. In alcuni casi abbiamo cercato anche di aiutarle queste persone, ma mancano le istituzioni. Chiaramente sono persone indigenti, persone che hanno problemi, però cerchiamo di risolvere in un altro modo, non al centro della città, è uno scempio. Chiaramente dal punto di vista dell'ordine pubblico siamo a zero. Sicurezza questa sconosciuta e sul banco degli imputati finisce anche un sistema che non tutela le persone fragili, senza dimora, senza supporto e quindi senza futuro. Paura dopo l'incendio di ieri pomeriggio alla Timpa di Leucatia. Siamo a Catania, forti sospetti sull'origine dolosa del rogo in una zona già colpita da episodi simili. Desiree Ferlito. Ho visto le fiamme e mi sono impaurito perché io abito al numero 1 e il fuoco è partito da quella zona lì alle 4 meno un quarto, 3 e mezzo. Non può scaturire un incendio così doloso fatto con una cicca di sigaretta, secondo me. Io non sono un tecnico, però un qualcosa di cattiveria c'è stata addosso chi ha fatto l'incendio. Le fiamme che tornano a divorare la Timpa di Leucatia, la paura dei residenti e il sospetto sempre più forte che dietro quei roghi possa esserci la mano dell'uomo. Penso che sia stato qualcuno che magari involontariamente ha buttato una cicca oppure è stato proprio
volontario. Consideri che io sto al piano terra, quindi praticamente le fiamme erano quasi sul mio giardino. È un incendio che riaccende paura e polemiche in un luogo già colpito altre volte da roghi simili, e mentre gli investigatori cercano di chiarire l'origine delle fiamme, tra i residenti cresce il sospetto che dietro possa esserci la mano dell'uomo. Il sospetto che sia doloso è molto alto, non si capisce il perché, per come. Un fronte di fuoco alimentato dal vento e dalle alte temperature che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e delle squadre della protezione civile per evitare che le fiamme raggiungessero abitazioni e strade vicine. Mi sono resa conto che c'era qualcosa che non andava, poi c'erano diversi focolai, insomma. Si è spaventata? Ho capito che era di entità maggiori rispetto a quello che si potesse pensare. Un'area naturalistica fragile e spesso lasciata in condizioni di degrado, tra sterpaglie secche e assenza di controlli continui, che torna così al centro delle polemiche sulla prevenzione e sulla tutela del territorio urbano. Ci spostiamo a Ribera nell'Agrigentino, dove l'intervento dei carabinieri ha salvato un anziano che minacciava di togliersi la vita lanciandosi dal balcone. Le immagini del salvataggio documentano momenti di tensione. Sentiamo Davide Sardo. Attimi di paura a Ribera nell'Agrigentino, dove un intervento rapido dei carabinieri ha evitato una possibile tragedia. Le immagini del salvataggio raccontano la tensione di quei momenti. Un anziano, in evidente stato di confusione, si trovava sul bordo di un balcone senza ringhiera al secondo piano di un edificio. Era a pochi centimetri dal vuoto. Decisiva la segnalazione di una cittadina che ha fatto scattare subito l'allarme. I militari della tenenza di Ribera sono arrivati in pochi istanti. Hanno trovato la porta dell'abitazione chiusa. Non hanno esitato. L'hanno forzata e sono entrati. Poi sono saliti rapidamente lungo le scale. L'uomo era a terra, vicino al balcone. I carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato con calma e sangue freddo. Lo hanno messo in sicurezza, evitando che potesse compiere gesti estremi. Subito dopo hanno provato a parlargli. Lo hanno rassicurato, mentre la situazione restava ancora molto delicata. Sul posto è arrivato anche il 118. L'anziano è stato affidato ai sanitari e trasferito all'ospedale di Sciacca. Un intervento rapido e decisivo che ha permesso di salvare una vita. Da Siracusa a Palermo, sequestro di beni della Guardia di Finanza in 2 diverse operazioni. Francesco Aloi. L'obiettivo era evadere il fisco, emettendo fatture per operazioni inesistenti, falsificando i bilanci. La Guardia di Finanza di Augusta, coordinata dalla Procura di Siracusa, però ha fiutato che in 2 società del territorio c'era qualcosa che non andava. Così sono scattati denunce e sequestro preventivo di 800.000 euro. È partito tutto nel 2024 quando, a seguito di una verifica fiscale, abbiamo denunciato 3 soggetti, 2 amministratori di diritto ed 1 amministratore di fatto, che avevano messo in piedi un sodalizio criminale volto all'evasione di imposte dirette IVA ed IRAP. Almeno sulla carta le 2 società erano entità giuridiche autonome, ma in realtà c'era un legame molto forte. Questi soggetti, tramite delle chat soprattutto, riuscivano a mettersi d'accordo su come e quando evadere il fisco. Ma nel mirino degli investigatori, questa volta dei carabinieri di Bagheria coordinati dalla DDA, è finito anche un imprenditore palermitano. Secondo chi indaga, avrebbe costretto le imprese locali ad acquistare nella sua azienda con prezzi maggiorati. Per l'uomo, ritenuto vicino alla famiglia mafiosa di Altavilla Milicia, è scattato il sequestro dei beni per 4 milioni di euro. Al turno delle elezioni amministrative in Sicilia, il centrodestra non conquista nessuno dei 3 capoluoghi al voto. A Messina vince De Luca, a Enna il comunista Crisafulli, mentre ad Agrigento sarà ballottaggio con il candidato di Ismaele Lavardera avanti a tutti. Luca Ciliberti.
La Sicilia non tradisce e resta sempre il laboratorio della politica, al di là delle dimensioni più o meno grandi delle elezioni. Si era detto che questa tornata elettorale sarebbe stata irrilevante se non fosse arrivata dopo la scoppola del referendum al governo Meloni e prima delle regionali. E se in tutta Italia il centrodestra tiene e non subisce contraccolpi, nell'isola si racconta tutta un'altra storia, quella dei movimenti autoreferenziali che si consolidano come partiti e quella di un campo progressista che approfitta delle spaccature del centrodestra sempre più litigioso per vincere le sue partite. A Messina la sfida era densa di significato. Unica città metropolitana alle urne, con uno scatenato Cateno De Luca che si misurava in vista delle regionali dell'anno prossimo. Vince Federico Basile al primo turno, aumentando del più 10% i voti delle ultime amministrative, surclassando lo sfidante Marcello Scurria e la sua main sponsor Matilde Siracusano di Forza Italia. Sapere che dopo aver lavorato la tua cittadinanza ti vuole confermare dandoti ancora più fiducia vuol dire che hanno riconosciuto quel lavoro. A Enna il barone rosso Mirello Crisafulli, che ha ancora tatuato il marchio del Partito Comunista, stravince anche senza il simbolo del PD, ma con l'aiutino della Lega e della DC, eppure non sembra contento. Io pensavo di meglio, per la verità, perché è stato tanto il disastro che hanno lasciato questi signori che era evidente che noi avremmo avuto questo risultato. Ad Agrigento sfiora il colpaccio Ismaele Lavardera con il suo movimento controcorrente. Alla prima prova pratica delle urne arriva un centinaio di voti dall'elezione al primo turno del suo candidato Michele Sodano, che totalizza il 39,10% delle preferenze. Al ballottaggio tra 15 giorni troverà Dino Longia, appoggiato da Fratelli d'Italia, Forza Italia, UDC, MPA e Autonomisti, che al primo turno ha totalizzato il 34,7%. È un risultato meraviglioso perché arriva da un partito che non si era mai presentato alle elezioni, ma che subito ha ricevuto affetto e sostegno di una larghissima fascia della popolazione. La lunga corsa verso le regionali del 2027 per i partiti dunque è già cominciata, ma adesso con qualche elemento in più su cui ragionare. Sicilia ultima per qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie, una classifica che però si ribalta se si parla di servizi per la terza età. Veronica Barbarino. La Sicilia non è una regione per bambini. Non bastano il sole, il mare e gli spazi verdi a compensare le carenze che emergono dal report sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. Su 107 province, infatti, l'isola scivola in fondo alle classifiche. Mi sono già informata per il nido e non ci sono nidi. Forse uno in famiglia, ma già tutto pieno per l'anno 27-28. Quindi per chi non ha familiari in zona o qualcuno che possa occuparsi dei bambini, penso non sia semplicissimo, ma vedremo. Non ci sono strutture che possono ospitare un numero maggiore di bambini, tant'è che molte mamme cercano comunque di iscrivere i bimbi già prima della nascita del bimbo stesso, quindi questo comporta anche a limitare le mamme anche a non andare a lavorare per poter stare a casa col proprio figlio. Storie quotidiane che aprono uno spaccato concreto su una difficoltà diffusa in Sicilia. Ragusa, infatti, è ultima per edifici scolastici con mensa e poco più su in classifica per competenza alfabetica non adeguata e asili nido, insieme a Palermo e Catania. Maglia nera a Trapani per il costo della mensa scolastica e a Palermo per il verde attrezzato. Eppure il quadro cambia osservando la qualità della vita degli anziani. Qui la Sicilia mostra segnali più incoraggianti, con Catania al 22esimo posto e Palermo al 42. Seguono Ragusa, Siracusa, Enna, Agrigento, Trapani e Messina. Un'isola dunque in difficoltà per famiglie e giovani, ma più accogliente per la terza età, in un quadro da cui si può sempre ripartire. Si può sempre migliorare. Ci fermiamo una breve pausa e poi la prima enciclica del Papa che interroga su temi cruciali, fra questi anche l'intelligenza artificiale. Interroga anche in Sicilia la prima enciclica del Papa che tocca temi cruciali: lavoro, guerra, informazione, restiamo umani, dice Leone XIV, no al potere degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale in mano a pochi che dominano l'umanità. Adelaide Barbagallo. Disarmiamo l'intelligenza artificiale, restiamo umani, superiamo la teoria della guerra giusta. Con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV coglie con precisione il momento storico e nell'era del caos e della brutalità pianta saldi i paletti del rispetto assoluto della dignità umana. L'enciclica è un manifesto antagonista ai desideri di onnipotenza di chi vuole fare guerra a suo piacimento, seguendo interessi privati.
Contro la corsa agli armamenti il Papa propone il dialogo tra popoli e religioni, condannando chi usa il nome di Dio per giustificare violenze e divide il mondo in buoni e cattivi. Un'enciclica accolta con entusiasmo dal clero siciliano. Questa pace che lui caratterizza con due aggettivi, disarmata e disarmante, che è la pace del risorto, e che lui propone ancora una volta oggi, anche se c'è chi tenta di politicizzare il suo messaggio. È stato bellissimo, io ricordo il soprassalto che ho avuto quando dalle sue labbra ho sentito il saluto del risorto arrivarmi, no? È stato bellissimo. Magnifica Humanitas non è dedicata solamente all'intelligenza artificiale, ma anche alle grandi questioni sociali e geopolitiche. Affronta temi come le migrazioni, la povertà, le crescenti disuguaglianze, l'emarginazione, la difesa dell'ambiente. E il fatto che sia un pontefice degli Stati Uniti ad esprimere giudizi taglienti rende impossibile l'accusa di essere estraneo alla modernità o incapace di comprendere l'Occidente. Dal 12 al 14 giugno a Salina la 15ª edizione del Mare Festival Premio Troisi Castellara, in ricordo dell'attore napoletano che nell'isola eoliana girò il postino. Sentiamo Orazio Longo. Salina, capitale del cinema, dal 12 al 14 giugno con la 15ª edizione del Mare Festival Premio Troisi, un cast stellare da Giancarlo Giannini a Corinne Clery, da Marco Risi a Cristiana Capotondi, Aurora Quattrocchi, Chiara Francini, Vincenzo De Lucia, in ricordo del grande attore napoletano che sull'isola eoliana girò Il Postino, film candidato a 5 premi Oscar. Madrina della rassegna Maria Grazia Cuscinotta. Saranno tantissimi gli ospiti, tantissimi premiati con i quali condividere cinema, musica, cultura, letteratura, insomma un appuntamento importante da condividere con tutti voi. Quel film Troisi in sé credo che sia veramente una bandiera, uno dei più grandi non solo attori ma interpreti, esseri umani che abbiano dato lustro al nostro cinema, e in particolare quel film, anche per la storia personale, anche per via del fatto che è stato l'ultimo film che ha girato, è particolarmente importante. La Kermesse, con la direzione artistica di Massimiliano Cavaleri, è stata presentata a Palermo. Un'edizione stellare, innanzitutto perché è la 15ª edizione, quindi un traguardo importante, ma anche un punto di partenza, perché non bisogna mai sentirsi arrivati, quindi sarà una 15ª edizione, già guarda al futuro, ma ha un cast stellare. È un premio che fotografa l'iconografia del cinema siciliano con questa perla che è stato il Postino e che ha reso Salina indimenticabile. Breve pausa, poi il calcio. Alla vigilia della semifinale di ritorno al Massimino, il presidente Pelligra incita la squadra appunto a reagire. Eccoci al calcio, alla vigilia della semifinale di ritorno al Massimino, il presidente del Catania Pelligra ha incontrato la squadra. Intanto è stato diffuso un comunicato degli ultra rossazzurri. Sergio Colosi. Rosse Pelligra carica il Catania, curve nord e sud presenti al Massimino per rispetto della città e dell'identità. Il presidente ha incontrato i calciatori ricordando loro di essere stati scelti per rappresentare una città meravigliosa e un club che vuole crescere ed è ambizioso. Avete, ha detto Pelligra in una nota, qualità e carattere per affrontare questo tipo di partite e fare ciò che ha fatto l'Ascoli domenica scorsa. Non è giustificabile una prestazione del genere da parte di professionisti ben pagati, hanno scritto gli ultras catanesi in un comunicato, ma il legame viscerale con la maglia porta sempre a fare una scelta d'amore. Per questo motivo hanno deciso di essere presenti alla partita casalinga nelle rispettive curve, ma da giocatori e mister non si aspettano più nulla, consapevoli che servirebbe un miracolo sportivo. Catania ha chiamato al riscatto dopo la batosta di Ascoli, ma preoccupano un paio di fattori: la capacità dei bianconeri di colpire in contropiede e la difesa del Catania, che nelle ultime 2 gare ha incassato 7 gol. Occhi puntati sulle condizioni di Cicerelli e Casasola, e poi c'è la squalifica di Jimenez. Disposta la chiusura del settore ospiti, la vigilia non è come tutti se l'aspettavano, con quel carico di tensione positiva, ma è pur sempre una semifinale da giocare sui 180 minuti e quello del Duca è stato solo un bruttissimo primo tempo. È tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.